Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Quest'oggi ci troviamo all'interno di Assassin's Creed Black Flag. Come potete ben notare ci ritroviamo in questo fantastico menu principale proprio sotto il mare stesso, praticamente siamo sott'acqua e ci troviamo proprio di fronte alla nostra schermata principale per avviarci e intraprendere la nostra splendida avventura in single player. Però ovviamente sono disponibili anche altre modalità che possiamo osservare. Allora vediamo un po', a presto arriveranno altre avventure piratesche. Sicuramente la nostra modalità multigiocatore è pronta per essere intrapresa e sono disponibili anche altre classifiche sulla destra per conoscere i nostri progressi, le opzioni ovviamente riguardanti l'ambito audio e video. Però ovviamente quello che interessa a noi stessi è quello di capire più o meno le nuove caratteristiche e soprattutto la trama di questo fantastico capitolo. Vediamo un po' di dirigerci immediatamente nella nostra trama, iniziando una bella nuova partita. Il nostro grande personaggio appunto si ritrova dietro a questa nostra splendido sfondo. Ok, vediamo di inserire il nostro nome immediatamente. Ok, attenzione, vediamo di sceglierlo nella maniera adeguata. Ok, perfetto, mi sa che possiamo lanciarci immediatamente nella nostra avventura. Ok, vediamo un po' che cosa hanno riservato per noi i ragazzi di Ubisoft. Vediamo un po'. Capo Buonavista, giugno 1715. Mamma mia. Attenzione. Riesci a vederla? Armate i cannoni! Eccoci arrivati. Allora, praticamente ci ritroviamo nel bel mezzo di un bel combattimento navale. Ci sono onde come giganti che marciano verso la costa. Raggiungi il timone della nostra nave. L per muoverti, R per muovere la visuale. Andiamo, stiamo ovviamente impersonando un bel bucaniere. Avanti ragazzi, soffriamo un po' il mal di mare. Maledizione, tutte queste vibrazioni dovute ai cannoni ci fanno un pochino sballottolare. Ecco il timone, attenzione amico mio. Avanti, arriviamo immediatamente. Grande, prendiamo il timone, ok? Dai amico mio, ok. Allora, attenzione. Sparare con i cannoni. Questo ovviamente è una sorta di tutorial introduttivo utilissimo magari per le prossime avventure. Per sparare con i cannoni tieni premuto LT, benissimo, e muovi R per mirare, perfetto, e poi RT per sparare. Ottimo, ovviamente la nostra batteria di cannoni destra sarà pronta per far fuoco. Ok, spara allo scafo per causare più danni. Grande, allora proviamo immediatamente il tutto. Affrontiamo questo dannato brigantino avversario. Eccolo, fuoco ragazzi. Grandi, mamma mia. Attenzione, vediamo se possiamo ruotare la visuale. Brigantino tedesco, anzi inglese immediatamente al fondo. Attenzione, MacReady. Forza ragazzi, preparate a sparare. Avanti, fuoco. Grandi, non l'abbiamo beccata. Maledizione. Attenzione, wow. Attenzione, chili di piombo che ci arrivano addosso. Maledetti, vediamo se possiamo far fuoco. Grandi, un altro brigantino in fondo al mare. Attenzione, vediamo di girare dall'altra parte. Vai amico mio, mamma mia che onde ragazzi. Qui si potrebbe fare un bel po' di surf. Anche da lassù arrivano tuoni e fulmini. Attenzione, maledizione, vediamo di metterci meglio. Ok, grandi. Mamma mia. Attenzione, ci stanno per speronare. Vediamo di affiancarla, il nostro povero scafo. Maledetti, facciamo fuoco. Benissimo, a bordo ragazzi. Avanti. Grandi, bello resistente questo galeone, probabilmente saranno inglesi. Attenzione, eccoci. Vediamo di buttare a terra l'albero maestro. Mi sa che abbiamo finito ovviamente i colpi. Eccoli qua. Grandi, ancora vive maledizione. Vediamo di inseguirlo. Ok, grandi ragazzi, vediamo di continuare. Eccolo che cerca di nascondersi nelle nuvole. Attenzione, c'è un bel po' di nebbia anche quest'oggi, Ai, forza. Grandioso. Eccolo. Mamma mia, prima battaglia navale proprio nel bel mezzo dell'azione. Ecco qua, questo deve essere il personaggio principale. Oh, è scoppiato un incendio. Maledizione. Oh, è arrivato probabilmente il nostro personaggio dal nulla. Eccolo qui. Oh,
Sarà pericoloso. Edward, fare il pirata è pericoloso. Non pagherebbe tanto altrimenti. Perché non entri nella Regia Marina? Avresti una paga certa e da gente onesta. Al diavolo i signori della Marina. Per ogni scellino che danno a me il capitano ne prende 600. Non è così che si fa fortuna. Non ci serve una fortuna. Non è per bisogno, Caroline. Voglio del cibo che sia decente. Voglio dei muri che proteggano dal vento. Voglio una vita decorosa. Quanto pensi di restare laggiù con quei pirati? 1 anno, direi. 2 al massimo. Va bene. Non più di 2. Promettilo. Bene, probabilmente ci siamo ritrovati direttamente nei panni del nostro uomo. Ah, eccoci nuovamente sott'acqua. Oh, il galeone è affondato. Cerchiamo di fuggire. Avanti, amico mio. Andiamocene fuori. Maledizione, guardate un po' quello che è successo. Ok, allora, dobbiamo raggiungere la spiaggia dopo tutto questo combattimento. Vediamo di nuotare con calma. Allora, la spiaggia è a circa 83 metri dalla nostra posizione. Vediamo se possiamo avanzare. Non abbiamo armi e neanche equipaggiamenti. Ok, vediamo di nuotare immediatamente più in fretta. Andiamo, amico mio, forza. Ah, benissimo, è una gran cosa che siamo riusciti a rimanere vivi, eh? Attenzione che qua ancora lo scafo continua a bruciare in superficie. Ok, bene, vediamo di arrivare immediatamente alla spiaggia. Attenzione, qua ci sono alcuni isolotti. Ok, 1715, un'era fantastica. Attenzione, ok. Allora, vediamo un po'. Maledizione che continua a piovere qua su, Vediamo di arrivarci, grandi, vediamo un po'. Il nostro pirata anche molto, come dire, definito in maniera grandiosa. Eccolo qui, abbastanza stanco. Ah, è spuntato direttamente il sole, wow. È andata bene anche a te. La Havana. Devo andare a La Havana. Bene, allora costruirò un'altra nave. Ti pagherò. Non è questo che interessa a voi pirati. Ti darò 1000 corone. Vai avanti. Lo farai oppure no? Ma non hai il denaro qui con te, vero? Oh, maledizione. Un traditore, Dannati pirati del cazzo! Ah, eccolo bloccato. Poteva anche uscirgli una bandierina dalla canna con Ora scritto ti prendo, bang. burbone. Ok, ma chissà chi era quel dannato. Forse era, come dire, uno degli avversari principali che ci ha fatto affondare. Allora, vediamo di trovare... Amico, inizi col piede sbagliato. Troviamolo, avanti, vediamo di trovare definitivamente questo assassino. Allora, tieni premuto RT mentre ti muovi in avanti per seguire una corsa. Perfetto, cerchiamo di procedere. Intanto siamo riusciti a salvare le nostre spadine. Questo è ovviamente ottimo. Ok, benissimo. Attenzione, muretto. Questi dannati ponti li ho sempre odiati, danno segno sempre di instabilità. Ok, 100 leghe da qui a La Havana. infatti... Vuoi camminare fin là? Ok, vediamo dove possiamo andare. Attenzione, qui ci saranno sabbie mobili, roba del genere. Attenzione alle chiappe, andiamocene via. Ok, allora possiamo anche arrampicarci verso ovviamente le strade più strane. Ok, vediamo un po' se possiamo salire qui sopra. Calma, amico mio, possiamo arrampicarci sull'albero come delle scimmie. Ok, mi sa che è troppo ripido questo, Forse qui c'è una radice per salire. No, dannazione. Tieni premuto RT mentre ti muovi in avanti per arrampicarti. Perfetto, attenzione. Ecco fatto, benissimo. Ok, dove possiamo andare adesso? Una bella pagoda. Andiamo, amico mio. Ok, ce l'abbiamo fatta. Grandi. Allora,
Dove può essere andato il nostro caro amico? Vediamo un po'. Forse da quella parte della mappa si vede qualcosa. Io direi di raggiungere un punto ben elevato per capire più o meno dove possiamo dare un'occhiata. Ok? Grande. È una cosa davvero che mi ha affascinato molto di questo nuovo Assassin's Creed è la possibilità di arrampicarsi, ovviamente salire ovunque. Ovviamente tutto il paesaggio è attraversabile. Oh mio Dio! Mamma mia! Ho capito che è tutto attraversabile, però ci siamo dati una bella scossa alle nostre sospensioni di sotto. Ok, vediamo se possiamo salire da questa parte. Andiamo, amico mio. Niente, devo ancora imparare i comandi, ragazzi. Scusate un attimo, vediamo di qua. Maledizione, c'è una mappa, qualcosa del genere per capire dove dobbiamo andare? Ok, l'indicatore di progressi ci dice che dobbiamo trovare il nostro assassino, seguendo il nostro primo ricordo di Edward Kenny. Edward Enegua, il suo unico scopo è sopravvivere contro ogni pronostico e ogni attacco. Certo, allora, vediamo un po'. Dopo la nostra grande fuga dalla nave, ce la stiamo cavando abbastanza bene, però dobbiamo capire come riuscire ad andare avanti. Ok, l'ho visto passare di qua l'assassino, però... vediamo un po', forse dobbiamo continuare a salire sulla nostra pagoda principale. Ok, avanti amico mio. Allora, andiamo da questa parte. Avanti, benissimo, attenzione a non sprofondare al piano di sotto. Ok, probabilmente dobbiamo arrampicarci su questa sorta di capannone qui. Bene, ok, andiamo amico mio. Grande. Ok, che è stato questo rumore? Bene, mi sa che dobbiamo procedere da quest'altra parte. Perfetto, continuiamo. Avanti. Grandioso. Ule! Benissimo, una vera e propria scimmia il nostro amico, eh? Non si direbbe da un pirata. Vediamo un po' qui dentro. Non c'è appunto niente di interessante. Vediamo un po'. Mi sa che dobbiamo salire appunto qui sopra. Ok, proviamoci amico mio. Niente, vediamo se possiamo salire fin lassù. E dannazione, vediamo da questa parte. Ah, ecco, forse possiamo arrampicarci. Ok. Niente, proprio da questa parte troviamo un bel muro. Ah, ecco qui appunto c'era il punto di appiglio. Bene, cerchiamo di seguire queste assi in legno. Grandi, ok. Proprio un atleta il nostro ragazzone. Vediamo un po' da questa parte dove possiamo andare. Ci possiamo dirigere da quest'altra parte. Ok. Perfetto. Allora, diamo un'occhiata, proprio immersi nella giungla. Meno male che siamo riusciti a salvare le nostre spadine. Magari riusciremo più tardi a cucinarci qualcosa di interessante. Ok. Calma amico mio. Bravo, anche preciso, eh? Ok, qui c'è un fuoco. Probabilmente si è fermato qualcuno. Ah, eccolo. Andiamo. Perfetto. Certo, abbiamo magari qualche pistolona d'avancaricca, un moschetto, qualcosa per colpirlo magari a distanza. Qui ci sono delle pentole, probabilmente c'era un vecchio accampamento di fortuna. Ok, andiamo su questo tronco. Grandi, ok, qui una bella palma di banane. Sarà affamato il nostro amico. Infatti all'inizio, come avete ben potuto vedere, cercava rum, grog, qualcosa del genere. Quindi sicuramente dobbiamo fermarci tra qualche attimo. Ok, andiamo Cita, alla grande. Ok, vediamo. Si può sistemare tutto. Niente, continua, ma mi sembra che anche l'altro nostro avversario se la cava bene a scavalcare, ad arrampicarsi e a fare la scimmia. Ok, vediamo se possiamo fare questo bel salto. Grandi, ok. Attenzione, ragioniamo, mi sembra che è passato da quella parte. Qui si fa la storia si fa abbastanza complicata, eh? Non credo di riuscire a fare un salto del genere. Vediamo se possiamo arrampicarci ancora un po' più in alto. Forse fin lassù, eh? Non vorrei proprio finire dall'altra parte. Vediamo se qua c'è un punto di appiglio. Vediamo, attenzione. Calma amico mio. Possiamo arrampicarci qui sopra, vediamo. Ah, perfetto, ecco, immaginavo che c'era appunto una zona di salita. Benissimo, vediamo da questa parte. Grande, attenzione che sotto c'è un piccolo ruscello. Vediamo un po' dove possiamo lanciarci. Sincronizziamo, allora vediamo un po'. Diamo un'occhiata, questi devono essere i punti di controllo dell'intera mappa. Che musiche spettacolari però, all'interno di questa atmosfera piratesca. Vediamo un po', allora. Che canzoni, eh? Allora, tieni premuto RT e A mentre ti muovi avanti per tuffarti. Vediamo di farci un bel viaggio in quella melma di elefante, eh? Ok, andiamo amico mio. Grande. Allora, vediamo di nuotare in completa tranquillità. Non capisco molto della mappa. Sicuramente più avanti ci spiegheranno qualcosa. Oh! Ah, maledetto, ci ha sparato! Maledizione, ci ha pure colpito. Allora, tieni premuto RT mentre ti muovi in avanti per seguire una corsa acrobatica. Perfetto, prendiamola questo dannato. Ci ha sparato un proiettile ad avancarica dritto nel braccio. Vediamo di seguirlo. Eccolo, eccolo. Maledizione. Ci sono le cascate del Niagara. Continuiamo. Forza, un bel salto amico mio. Grande. Avanti. Oh, ci siamo rotti l'osso del collo. Siamo riusciti ancora a riprenderlo. Avanti, avanti, avanti. Avanti amico mio. No, proprio questa giungla. Dobbiamo ridurre la distanza dal bersaglio. È molto lontano. Purtroppo
Siamo quasi arrivati, ragazzi. Vediamo un po' dove si trova il nostro caro amico. Eccolo lì. Attenzione che si è fermato in una zona, come dire, abbastanza fumeggiante. Vediamo quello che intende fare. Un bel combattimento, attenzione. Allora, così possiamo rinfoderare le nostre spade. Oh, attenzione, contrattacco. Ottimo colpo, grande amico. Allora, X per attaccare, non mi sono neanche reso conto di quello che abbiamo fatto. Beh, mi sa che l'abbiamo fatto secco abbastanza rapidamente. Bene, allora, vediamo di portarlo immediatamente in un luogo abbastanza idoneo. Ok, allora, vediamo un po' che cosa nascondeva. Tutta questa corsa sicuramente aveva qualcosa di importante. Allora, vediamo un po'. Ah, una bella lettera. Signor Duncan Walpole, accetto la vostra generosa offerta e attendo con ansia il vostro arrivo. Se davvero siete in possesso di ciò che bramo, vi ricompenserò più che degnamente. Anche se non conosco il vostro viso, suppongo di saper riconoscere le famigerate vesti del vostro ordine. Quindi venite a La Habana in fretta, confidando che vi accoglierò come fratelli. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Signor Walpole, mi spetta la ricompensa. Bene, eccoci arrivati. A quanto pare ci ritroviamo proprio direttamente nei panni del nostro grande soldato che abbiamo appena adesso atterrato. Allora, sicuramente l'abbiamo nascosto da queste parti e nella lettera che abbiamo appena adesso trovato l'obiettivo principale dell'ex capitano era quello di raggiungere La Habana, probabilmente per effettuare qualcosa nei riguardi del governatore, probabilmente doveva ricevere una sorta di ricompensa, quindi vediamo di sostituirci a lui. Allora, intanto vediamo come possiamo scendere da questa scogliera. Quello deve essere un vascello che possiamo raggiungere per arrivare a La Habana, però dobbiamo trovare una zona abbastanza idonea. Vediamo se possiamo scendere di là. Ho visto una specie di scogliera abbastanza adatta alla discesa. Vediamo un po'. Ecco, ho visto appunto queste canne di bambù. Vediamo se possiamo scendere. Oh, è troppo profonda, amico mio. Ok, ti spaventi? Ok, perfetto. Lasciamoci andare. Grandi. Attenzione che forse ci siamo un po' fatti male. Diamo un'occhiata da quella parte. Cosa c'è? Ah, ci sono dei soldati, probabilmente dei coloni locali, oppure altri uomini sopravvissuti al naufragio. Vediamo se di qua possiamo procedere. Ok. Attenzione, non vorrei tuffarmi in acqua per non fare ovviamente troppo macello, quindi vediamo di scendere da questa sorta di alberetto. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Intanto in acqua possiamo scendere con calma, magari troviamo qualcosa di interessante.